Ciao a tutti, oggi facciamo gli spiedini pastellati di maiale. Allora, gli ingredienti sono carne di maiale, ma voi potete usare anche il pollo, il manzo, quello che vi piace di più, un po' di limone, un po' di verdura, rucola, quello che avete, insalatina, giusto per mettere nel piatto, uova, latte, pepe, sale, pan grattato e farina 00 e una frusta. Allora, cominciamo subito. Per prima cosa bisogna preparare la pastella. Allora, per la pastella mettiamo, mettiamo 3 uova. Ok, per ogni uovo aggiungiamo un cucchiaio di farina 00, un po' di pepe, un po' di sale fino. Ok, adesso andiamo a sbatterlo. L'impasto è simile a quello delle crespelle, la pastella più o meno alle stesse dosi. Andiamo a mescolare finché otteniamo un risultato omogeneo. Ok, abbastanza, dai. Aggiungiamo un po' di latte, non tanto perché sennò diventerà troppo liquido. Ok, sì, dai, ci siamo. Ok. Nel frattempo io ho già messo a scaldare l'olio d'oliva per friggere e adesso prendiamo i bastoncini, la nostra carne tagliata a rettangolini lunghi, così, li infilziamo, facciamo questo lavoro qui. Cerchiamo di metterli sulla punta perché altrimenti non stanno dentro l'olio. Così. Ok. Facciamoli tutti. L'olio è quasi in ebollizione, quindi possiamo andare a friggere. Così, così. Bene, a questo punto prendiamo il nostro pan grattato, lo mettete in un piatto, in una terrina dove preferite. Mettete il vostro spiedino dentro l'uovo, poi lo passate nel pan grattato, così. Prepariamo ancora un paio, li mettiamo insieme dentro. Ok. Cercate di scolarli bene dall'uovo prima di passarli nel pane, altrimenti il pane si riempirà di pezzettini di uovo pastellati praticamente, che non ci servono. Ok, così. Adesso prendiamo i nostri spiedini pastellati, andiamo qua così per non sporcare, andiamo a metterli nel nostro olio che è già in ebollizione, così, così, abbassiamo un po' il gas che è troppo alto. Adesso prepariamo gli altri, mi raccomando fatene sempre pochi alla volta. Si preparano in un attimo perché l'olio cucina velocemente perché ha temperature altissime. Per fare questo piatto potete usare anche il pollo, molto buono, forse anche meglio il pollo che non il maiale per questo piatto. Oppure il manzo, però il manzo sta un po' di più a cuocersi e secondo me è sprecato per fare questa cosa. Vediamo come. Eccoli qua.
Questi qua sono i primi che abbiamo preparato. Li mettiamo su un piatto con un po' di Scottex che assorbe l'olio. Qualcuno è interessato a qualcos'altro, ma prepariamo anche gli altri. Vediamo di fare veloci perché ho una certa fame. Così. Così. Questo è l'ultimo. Sono anche facili da lavorare perché si prendono direttamente per lo stecchino. Andiamo a mettere anche questi. Così. Mettiamo gli ultimi a bollire. Ok. Ok. Adesso prepariamo. Io uso un piatto in ardesia, ma è indifferente il piatto, potete usare che piatto volete. Ci mettiamo un po' di verde, rucola, insalatina, quello che vi pare. La cosa migliore è la rucola, ma potete metterci anche la lattuga, quello che avete in casa. Quello che avete in casa, insomma. Allora, prepariamo questi. Ok, adesso aspettiamo anche gli ultimi. Perfetto, sono pronti anche questi. Li lasciamo un attimo sgocciolare. Nel frattempo io approfitto per bere un goccio di vino. Salute! E il vino che vi consiglio, oggi è per questo, è Rosa Rossa, che è un rosato, che è un ottimo vino d'antipasto. Ma va bene un po' per tutto, è vero, si può usare anche a pranzo, cena. È un buon vino. Ok, così. Adesso ci mettiamo un pizzico di sale fino, così, non tanto perché c'è già il sale nella pastella. Poi ci mettiamo una spruzzatina leggera di limone, così, giusto 2 gocce. 2 pezzi di limone per guarnire il piatto e i vostri spiedini pastellati sono pronti. Ciao a tutti, buona domenica, ci vediamo domani forse. Ciao!